Tra le novità che abbiamo trovato a Joppolo dopo la pausa del Covid, un centro bellissimo di cultura, ma ce ne parlerà direttamente il sindaco. Eh sì, abbiamo con i lavori di riqualificazione urbana abbiamo ristrutturato questo edificio dove abbiamo fatto un centro di lettura dove ci sono una marea di libri a disposizione di tutta la popolazione e abbiamo aperto pure un centro di informazione turistica per i pellegrini e per tutti i turisti che vogliono venire a Joppolo. È un bellissimo locale che si trova nel centro della piazza e da visitare, dove ci sono anche tutte le opere fatte dai ragazzi nelle varie marce sulla legalità che abbiamo fatto e sono tutte esposte e sono visitabili a tutti. Il richiamo in passato è importante. Eh sì, perché io spero che l'anno prossimo possiamo di nuovo ritornare a fare la marcia sulla legalità, perché è un momento di consapevolezza, è un momento in cui tutti ci ritroviamo e di riflessione per quello che è, diciamo, la lotta alla mafia. Ecco, questo centro è stato finanziato con i fondi del Ministero? Sì, il centro è stato, diciamo, il centro lettura è stato finanziato ogni anno, ora quest'anno compreremo ancora dei libri perché il Ministero ci ha assegnato ancora delle somme e quindi incrementeremo ancora questo centro di lettura con nuovi libri a disposizione della comunità ioppolese.